Amici di Sorseggiando, bentornati e bentrovati. Eccoci qui a una nuova puntata di Sorseggiando. Oggi vi voglio parlare delle DOCG del Veneto. Sappiamo che la nostra regione è una regione dalla forte tradizione enologica e siamo tra le regioni con più DOCG in Italia. Ci supera solamente il Piemonte con 19 DOCG, ma noi con le nostre 14 DOCG, quindi denominazione di origine controllata e garantita, siamo al secondo posto. Ce ne sarebbe anche una /15, però ci arriviamo alla fine. Il Veneto fondamentalmente è riconosciuto in tutto il mondo più che altro per Amarone e Prosecco, ma ci sono altre 12 DOCG di estremo valore sia qualitativo che degustativo che valgono assolutamente la pena di essere provate, assaggiate, degustate e valorizzate. Già lo sono, ma valorizziamole ancora di più perché dobbiamo valorizzare il nostro territorio che è tutto il Veneto. E quindi partendo dal Garda e arrivando fino alle Dolomiti, in un viaggio ideale, vi vado a raccontare molto velocemente, perché sono tante, le nostre DOCG del Veneto. Innanzitutto parto dalla sponda del lago di Garda, quindi il Bardolino Superiore DOCG, ovviamente sono tutte DOCG, quindi Bardolino Superiore, siamo sul versante veneto del lago di Garda, le uve base sono Corvina Veronese, Molinare e Rondinella e è altrettanto famoso nel mondo anche per la versione DOC del Chiaretto di Bardolino, che qualche settimana fa ho nominato già nella parte dei rosati. Proseguendo troviamo infatti poi anche Amarone e Recioto. Abbiamo sempre la stessa base, quindi Corvina, Molinare e Rondinella. Nasce prima il Recioto, la versione passita, e la storia vuole che in un secondo momento, da un dimenticato affinamento o da un prolungato invecchiamento in botte del Recioto, nasca l'Amarone, ma è comunque il vino più famoso al mondo per quanto riguarda i rossi della nostra regione. Andando avanti rimaniamo sempre in zona veronese, troviamo Soave Superiore e Recioto di Soave. Il Soave Superiore e il Recioto di Soave sono vini a base bianca, uva bianca, Garganega e Trebbiano Veronese. Il Soave Superiore nella sua versione ferma o nella sua versione più classica offre un vino dai profumi intensi e fruttati, mentre il Recioto di Soave invece con le uve appassite naturalmente offre un gusto molto più intenso, più carico e un profumo molto più morbido. Andiamo un po' più in là, siamo in provincia di Vicenza e troviamo il Recioto di Gambellara. Qui l'uva è la Garganega in purezza, anche qui lasciata appassire naturalmente. Abbiamo un vino dai sentori fruttati molto intenso. Ci spostiamo verso la provincia di Padova, qui ne troviamo addirittura due di DOCG. La più famosa probabilmente è il Colle Euganei Fior d'Arancio, con base moscato fior d'arancio, che è veramente un vino dolce da dessert, molto buono, molto delicato. Si trova anche nella versione ferma e nella versione passita, e un po' più su a Bagnoli troviamo il Friularo di Bagnoli, che è una DOCG rossa a base di Raboso Veronese. Andiamo un po' sulla costa troviamo il Lison DOCG, anche qui uva a bacca bianca, base Thai, il Thai, quindi il friulano, l'ex Tokai. È una DOCG interregionale, poiché le uve provengono da 3 province differenti, Treviso, Venezia e Pordenone per il Friuli, e quindi abbiamo un interregionale. Salendo e risalendo anche un po' il Piave, troviamo il Piave Malanotte, base Raboso Veronese e Raboso Piave, dove c'è anche una percentuale di uva appassita, sempre di Raboso appassito all'interno, che fa sì che questo vino poi alla resa dei conti abbia dei gusti, sia un gusto austero, ma che ricordi molto anche la frutta rossa matura e abbia una sua morbidezza naturale. Poco più avanti, insomma, geograficamente parlando poco più avanti, ma insomma siamo poco più avanti, abbiamo il Montello Rosso. Qui troviamo invece un classico taglio bordolese. Nasce dai classici Cabernet, Franc e Sauvignon, o Sauvignon e Franc a seconda delle percentuali, Merlot e l'autoctono Carmener, quindi un taglio bordolese delle nostre zone.
Arriviamo finalmente verso le nostre colline. Qui abbiamo la Colli di Conegliano DOCG, ve ne ho già parlato in altre puntate, è una DOCG molto complessa perché in sé racchiude 5 tipologie. Abbiamo la Colli di Conegliano bianco, che è un blend di Manzoni bianco ovviamente, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Sauvignon, tutte. Nella maggior parte abbiamo incrocio Manzoni e Pinot Bianco, ma i rimanenti sono tutti in percentuali differenti. Abbiamo la versione rosso anche riserva e anche qui è un blend stile bordolese come nel Montello Rosso, ma a parte i Cabernet, Sauvignon e Franc e il Merlot, che sono i 3 vitigni internazionali con cui vengono fatti i tagli bordolesi, qui abbiamo l'aggiunta dell'autoctono Marzemino, come anche in alcuni casi o il Manzoni rosso o il Refosco dal Peduncolo rosso. Ora, poi più su abbiamo il refrontolo passito, ma anche in versione ferma, ma il refrontolo passito che è un marzemino al 100% fatto appassire sui Gardiz, e infine abbiamo il torchiato di Fregona, passito da uve bianche, glera, boschera e verdiso, tutte uve autoctone della nostra zona. Infine arriviamo all'ultima, non per importanza ovviamente, ma l'ultima DOCG, che è la Colli di Conegliano Prosecco Superiore. La sottozona Cartizze in alcuni siti o in alcune organizzazioni viene definita come la 15ª DOCG, in realtà è la sottozona della grande DOCG, è comunque una DOCG ovviamente, e quindi abbiamo il Conegliano e Valdobbiadene nel Prosecco Superiore DOCG e sottozona Cartizze, che è uno spumante metodo Charmat Martinotti, quindi seconda fermentazione in autoclave, che con le sue bollicine fragranti e briose è famoso in tutto il mondo grazie all'uva glera. E per il vino della settimana ecco il mio suggerimento. Il vino della settimana, abbiamo parlato delle DOCG del Veneto e quindi mi fermo in Veneto, però ho voglia di dolcezza e quindi vado in provincia di Padova, vado nell'azienda Maeli e vi propongo il suo Moscato Fior d'Arancio. È un vino ottimo, io l'ho assaggiato sia nella versione ferma che passita e anche spumante, produce molto bene. Il Moscato Fior d'Arancio ha questi profumi fragranti, delicati, anche di agrumi, proprio come ricorda il nome, e quindi si può bere nella versione ferma, ma avendo comunque un vino secco ma comunque morbido al palato, o nella versione passito o addirittura nella versione spumante che rallegra un attimino il palato e anche un fine pasto. E con questo spero che la puntata vi sia piaciuta, io vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata, vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook e YouTube e se volete rivedere la puntata in autonomia ci potete anche trovare su www.latendatv.it. A voi tutti buona settimana e cin cin!